tutto pronto per la seconda puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Fabio Fresu della Nuova Sardegna. Noi ci vediamo tra pochissimo, stiamo per iniziare, restate connessi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Citroën C3 offre 33 combinazioni di colore, proprio per persone come Marina e Martina. E per la loro sorella, Marta. Citroën C3, potevamo creare un'auto, invece abbiamo creato l'auto per te. Citroën. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qua amici, Fabio Fresu, mi stavo già confondendo con il mio quasi omonimo trombettista di Berchida. Fabio Fresu, collaboratore della Nuova Sardegna, qui per parlare ancora un po' di sport. Ce l'avamo lasciati la scorsa settimana con la D Nicolai della Dinamo Sassari. Oggi torniamo a parlare di sport perché Sassari, lo vedremo, sta vivendo insomma a livello sportivo dei giorni veramente frizzanti, direi di sì, caro Fabio. Senti, tu ti sei occupato di sport, ti stai occupando di sport già da tanti anni, un po' di sport magari un pochino minori, non il calcio, vero? Hai chiamati la minori. Mia esperienza col calcio è durata una stagione. La prima, una stagione. La prima, seguendo? Poi, calcio di seconda categoria, quindi quello che fa ogni collaboratore che inizia a collaborare col giornale, però poi mi sono dedicato ad altro perché sinceramente mi interessavano più altri sport che vengono normalmente meno considerati del Se non calcio. sbaglio soprattutto la pallavolo. Sì, lì il discorso nasce ancora da più lontano. Io ho cominciato a giocare nel 76, sono stato allenatore, sono stato dirigente, poi nel 92 ho dovuto smettere per questioni lavorative e insomma, Super dal che trafila. me ne occupo, ma chiaramente lì la mia competenza diciamo è ormai lunga alcuni decenni. E poi altri sport, mi dicevi, come tiro con l'arco, insomma. Pentathlon, scherma, nuoto, baseball, diciamo che faccio un po' di tutto. Quindi stavamo parlando di questo grande momento sportivo di Sassari, innanzitutto con la Dinamo Basket, ieri terza vittoria. Brindisi in gara 3. Fulminati ragazzi, sono andati là con la stessa tranquillità che avevo detto già la scorsa puntata a Renato Nicolai, la tranquillità assoluta sembra che non hanno paura di nulla. È una squadra che credo da quando è arrivato Pozzecco abbia acquisito una personalità che forse prima gli mancava, una consapevolezza importante, 19 vittorie consecutive fra campionato e coppe lo testimoniano in maniera tangibile. Assolutamente, assolutamente sì. Adesso non si sa, insomma, sempre Avellino o Milano. Aspettiamo, mentre la Dinamo si sbrigata in fretta, Avellino e Milano devono sudarsela ancora un pochettino. Devono sudarsela ancora e insomma Milano non se la sta vedendo tanto bene, anche ieri sera mi sembra che il parziale a circa 2 minuti dalla fine dell'ultimo quarto era di 15 punti, quasi una cosa del genere. A questo punto sarebbe divertente perché insomma ricordo i bei tempi quando abbiamo vinto lo scudetto che Milano arrivò alle semifinali convintissimo di farcela contro Sassari e non finì come si aspettavano loro. Assolutamente. Senti, c'è un altro grande evento in questi giorni a Sassari ed è il 24esimo torneo internazionale di lotta olimpica Città di Sassari, è organizzato dalla Polisportiva Athlon del presidente Vincenzo Piroddu, quest'anno al Pala Santoru. E c'è una grande novità, so che tu la stai seguendo, non so se hai avuto modo già di andare ancora al no, credo che ci sarò per il fine settimana. È un torneo che è cresciuto molto negli anni. Io per trovare un paragone devo andare al periodo dal 78 al 2002 quando ci fu il trofeo Guido Sieni di judo, che arrivò a essere paragonato a un'Olimpiade per i tanti
massimi esponenti della disciplina che riusciva a portare. Quello fu un periodo d'oro per il judo sassarese, adesso non è judo, adesso è lotta, però credo che l'Athlon stia ripercorrendo più o meno lo stesso percorso. Basti dire che, non so se lo vuoi dire tu, ma questo e l'anno prossimo la gara sarà valida come una delle 4 tappe della Ranking Series. Cioè, Ranking Series, chi vorrà acquisire punteggio a livello internazionale dovrà passare attraverso 4 gare di qualificazione sparse per il mondo, una di queste sarà questo torneo. È proprio Sassari, infatti volevo arrivare a questo, queste Ranking Series, proprio per questo motivo ci sono dei grandissimi campioni a Sassari che stanno combattendo sui tappeti del Palasantoru. Tanto per capirci, a livello di nomi, io qua ne ho segnati alcuni, abbiamo il russo Soslan Ramonov, non so se ti ricordi a Rio 2016 cosa ha fatto, medaglia d'oro. Adesso io non ho fatto un calcolo esatto, ma avremmo una quindicina di medagliati fra Olimpiadi, mondiali, europei. Canadese Erika Wieb, campionessa olimpica Rio 2016 e bronzo ai mondiali di Budapest. Abbiamo praticamente la nazionale italiana. Sofia Mazzon, stavo arrivando anche alla nazionale italiana, ovviamente con il nostro Frank Chamizzo, ricordiamolo, 2 volte campione del mondo, 3 volte campione europeo in 3 categorie di peso diverso e bronzo agli ultimi giochi del 2016, quindi nell'ordine volevo dirti Fabio, abbiamo assistito ieri alla gara degli juniores, oggi che sta proprio finendo in questo momento iniziano i senior valevoli per le Ranking Series e oggi probabilmente stanno finendo adesso gli ultimi incontri della greco-romana. Domani ci saranno le donne, impegnate le donne, e sabato gran finale con il freestyle maschile con Chamizzo che è prontissimo. Io ho avuto modo di parlare con il team manager Lucio Caneva e insomma è concentratissimo. Carico a pallettoni, come diremmo qua. A pallettoni. Senti, e poi insomma questo torneo è un bel torneo per Sassari. È un grande torneo per Sassari, ma attenzione, il discorso ormai negli anni si è allargato. La base logistica del torneo non è a Sassari ma è a Stintino. A Stintino viene organizzato anche un collegiale e la manifestazione di beach wrestling, quindi insomma è un torneo che, come dire, cresce non solo in qualità ma anche nella possibilità di puntare un po' i riflettori sulla Sardegna in un periodo non esattamente turistico e ampliare la stagione. Mi dicono che a Stintino non c'è più un posto libero negli alberghi. Assolutamente sì, perché qui ho altri dati che mi ha fornito gentilmente Vincenzo Piroddu, presidente dell'Athlon. Guarda, ti dico solo che ci sono più di 45 paesi qui adesso a Sassari e Stintino che arrivano da tutto il mondo, cioè dimmi un paese, praticamente, e ci sono più di 45 che devono essere... che non conoscevo. No, guarda, è incredibile, c'erano 61 atleti ieri per gli incontri juniores, 61 atleti e... Credo siano oltre 300 senior. Tra oggi e sabato, oggi e sabato ce ne saranno 366 e sono arrivati forse ai 400 perché poi sono arrivati delle altre nazionali. Per un totale di oltre 650 partecipanti tra lottatori e entourage, quindi immaginatevi a Stintino sono tutti un po' in allenamento. Direi che sono numeri che parlano da soli. E vorrei aggiungere una cosa con lo sciopero dei voli martedì, quindi l'Athlon sta facendo dei salti da gigante, dei numeri incredibili, ma ieri, oggi le gare si sono disputate perfettamente, in orario perfetto, quindi grande lavoro veramente di Vincenzo Piroddu e dei suoi ragazzi. Non si fa un torneo per 24 anni con questi livelli di crescita se non riesce a garantire grande professionalità, grande organizzazione, altrimenti gli atleti non vengono. Dai, facciamo venire un pochino di voglia, spero di far venire un pochino di voglia ai nostri amici che ci stanno guardando sul web. Io ieri sono stato a farmi un giretto al Palasantoru e ho visto un pochino come si muovevano gli juniores, qualche intervistina, insomma, vediamoci questo contributo, poi un attimino di pubblicità, poi siamo ancora qui con Fabio e continueremo a parlare di sport ma anche degli eventi del weekend. Quindi vai col contributo sulla lotta olimpica. Eccoci al Palasantoru per seguire la prima giornata del torneo internazionale di lotta olimpica Città di Sassari. Oggi di scena gli junior. Andiamo a vedere, venite con me.
Ho trovato subito Mario Pirodu della Polisportiva Athlon, l'organizzazione di questo torneo. Mario, grande prestigio con le Ranking Series quest'anno. Sì, è un evento di grande levatura, è molto importante perché ci sono solo 4 tappe per il livello mondiale, che in Sardegna non c'è mai stato, neanche in Italia, dunque noi siamo seriamente onorati di questo evento. Quindi la federazione della lotta mondiale ha scelto il Città di Sassari. Sì, grazie a Dio, dopo 24 anni di tornei ci hanno scelto per questa tappa. Perfetto, grande organizzazione, so che c'è una macchina dietro incredibile. C'era l'organizzazione dagli alberghi che abbiamo preso giù a Stintino, i transfer da Olbia, da Alghero e quanto altro. Sì, è molto complesso. Mario, ti lascio andare, grazie per questi 2 minuti perché sei nel pieno del torneo, grazie ancora, e noi continuiamo a girare qua al Palasantoro. Sono qui con Lucio Caneva, team manager della nazionale italiana. Lucio, un grande appuntamento quest'anno anche con le Ranking Series. Sì, anche quest'anno siamo di nuovo qua, però rispetto agli altri anni siamo in Ranking Series, che è la gara più importante, oltre chiaramente ai mondiali e agli europei, e siamo qua con tutta la nazionale italiana e soprattutto con Frank Chamizo a 74 kg. Ecco, la nazionale italiana come arriva? Come sono i nostri atleti? Come sono preparati e come la stanno vivendo? I nostri atleti sanno che è una gara importante, sono ben preparati, hanno ben figurato ai campionati europei che si sono appena svolti, abbiamo vinto 3 medaglie, di conseguenza siamo fiduciosi. 2 parole su Frank Chamizo, un po' la punta di diamante di questa nazionale, come si sta preparando? So che si sta allenando ed è molto concentrato, oggi non è qui a Sassari, è rimasto a Stintino dove è in palestra ad allenarsi. Frank sta bene, ha questa gara fondamentale per lui che potrebbe catapultarlo nei primi 4 della Ranking Series e quindi avere un ruolo importante nel girone dei campionati del mondo che si terranno ad Astana a settembre, validi per la qualificazione olimpica. Siamo proprio qui a bordo Materassina, a bordo Tappeto, con Maurizio Casarola, la voce della FIGCAM, che qua è impegnato nel fare lo speaker anche dei vari... Siamo entrambi con il microfono in mano. Sì, siamo entrambi con il microfono in mano perché è impegnato qua per fare lo speaker anche della manifestazione oggi juniore. Senti, però volevo farti una domanda su Frank Chamizo che gareggerà sabato, è il nostro atleta di punta. Tu c'hai anche scritto un grande libro. Sì, Frank Chamizo, la rivoluzione della lotta, no? Penso che il sottotitolo spieghi completamente, no? Quello che è il valore di questo ragazzo che vedremo all'opera appunto sabato. Quindi insomma c'è grande attesa. Maurizio, io ti lascio che sei qua a bordo Materassina, anzi adesso devi proprio intervenire. Noi intervenire. Continuiamo il nostro giro e guardiamo un po' di altri incontri. 11-4. Questo grande torneo internazionale continua anche giovedì, iniziano le Ranking Series con la prova della greco-romana, poi venerdì sarà l'ora delle donne e il sabato gran finale con il freestyle maschile con il nostro Frank Chamizo che sarà proprio qui protagonista, quindi vi consiglio un giro al Palasantoro. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Kobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.
Fabio, ti ho visto un attimo sgranare gli occhi a vedere il Pala Santoro così allestito, non l'avevi Sì, mai diciamo, visto? l'ho visto tante volte, mai così sgargiante di colori. E come al solito Enzo Piruddu ha fatto un grande lavoro di organizzazione. Ha fatto un grande lavoro di organizzazione, assolutamente. Senti, volevo anche ricordare a te e a tutti i nostri amici che le dirette streaming del torneo internazionale Città di Sassari le possono vedere sul sito della United World Wrestling, quindi sul sito proprio della Federazione Internazionale. Ci sono tutti i link, le classifiche, quindi tutto quello che serve e per vederselo. Però invito insomma alle persone che possono venire a vedere lo spettacolo al Pala Santoro, assolutamente. Come si dice dal vivo è un'altra cosa. Assolutamente un'altra cosa, e veramente invito tutti a vedere. Scusate che mi stavo cercando perché io sto andando avanti un attimino con le cose, e anzi innanzitutto volevo fare una comunicazione di servizio di Corte Santa Maria, perché inizia, caro Fabio, il Black Friday, e inizia pure da oggi e continua fino a domenica 26 maggio. Vi dico anche un attimino i negozi: ci sarà Brooms, Claire, Sandro Ferrone, C-Sport, Camomilla e Piazza Italia, quindi una comunicazione di servizio. Inizia il Black Friday, siete tutti invitati qui a Corte Santa Maria, mi raccomando. Inizia, finisce fino a domenica 26 maggio, mi raccomando, ok? Ci verrai? Ci sarai? Ci saremo? Ok, perfetto. Allora andiamo a vedere due eventini per questo weekend. Tu con le sagre e le feste come sei messo? Ti piace? Penso mangiare? Sì. Mangiare sì, Okay. si noterà dal physique du roll. Okay. Ho lavorato, ho seguito per circa 4 estati la rubrica delle sagre sulla Nuova Sardegna, quindi ne ho allora una discreta infarinatura. Sei un super esperto, allora. Guarda, ti propongo subito, partiamo da Flumini in Fiore, dal 25 al 26 maggio a Flumini Maggiore. È un appuntamento ricco di eventi legati alle tradizioni locali, ovviamente, all'enogastronomia, all'artigianato, all'arte e allo spettacolo. Quindi c'è anche l'enogastronomia. Ma infatti, diciamo, la Sardegna è un rifiorire di manifestazioni certo. Che comunque gira che ti rigira, un punto di riferimento per l'occhio e per lo stomaco c'è sempre. Assolutamente. Quindi Flumini in Fiore, mi raccomando, dal 25 al 26 maggio, un appuntamento molto molto interessante. Un altro appuntamento qui vicino molto interessante che sta continuando, ci sarà un lungo weekend, è la festa della Madonna Non li me tollere a Sorso, che tu so che conoscevi come evento, Sì, a parte che mi hai detto che sei un esperto. Frequentato diverse volte. Dal 24 al 26 maggio, quindi a Sorso, si concludono proprio questo weekend del 24 e 26, si conclude la festa con degli eventi veramente interessanti. Io ho una chichettina da farti vedere, che sono degli spettacoli veramente belli, e soprattutto c'è un gruppo molto particolare. La vogliamo guardare insieme? Sì, vediamo un po'. Guarda questi. This is Showtime. Colombian, yes, God, Brody, Al-Kanaman, Japanese, German, Colombian, Chinese, and Russian, and African, American, British, and Colombian, Dutch, and Swedish, Brazilian, to the city, to the inner, and Jamaican. Down, 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 slowly. I still
hai visto che razza di spettacolo? Noi abbiamo qua un monitorino, quindi il nostro ospite si può vedere tutta la diretta quello che sta andando, oltre a questo qua alle mie spalle. Una bella botta di adrenalina. C'è intrattenimento, musica, c'è tutto, gli Showser Live, e saranno per la precisione domani sera, venerdì 24, quindi ci saranno loro. Ricordo anche poi domenica 26 maggio, tributo a Fabrizio De André con i Banditi e i Campioni, quindi c'è proprio un gran finale. Diciamo, si spazia molto anche come tu sei un po' più per De André forse che per uno spettacolo del genere? Ma si può fare un po' di uno e un po' dell'altro. Ok, facciamo tutte e due, grande. Senti, facciamo un passettino indietro perché ti voglio coinvolgere su un eventone che c'è stato lo scorso weekend, che già a dirti così mi sa che hai già capito di che cosa sto parlando. Dai, facciamo che lo dici tu. La cavalcata sarda. Ok, la cavalcata sarda, hai avuto modo di seguirla in quest'ultima edizione? Quest'ultima edizione no, l'ho seguita per diversi anni, anche per lavoro, a livello professionale, quindi diciamo qualche volta cerco di evitare la sovraesposizione. Ma certo, però te la sei mai goduto sempre per lavoro? Hai potuto guardartela? No, un paio di volte me la sono vista dall'inizio alla fine come semplice spettatore. Beh, è un evento importantissimo. Sì, diciamo che è l'evento di Sassari per eccellenza. O forse Candelieri è il primo. E poi arriva. Dai, dammi tu una differenza tra questi due grandissimi eventi. Candelieri è molto più una funzione religiosa. L'aspetto religioso è molto più importante, l'aspetto della festa generale, come dire, senza troppi pensieri, è più quello della cavalcata. Certo. Senti, quindi mi hai detto che non sei andato quest'anno? Quest'anno me la sono persa. Allora te ne faccio vedere un pizzichino, ma giusto un pizzichino con un paio di intervistine. Dai, non sarà tutta la cavalcata? Che però dura 3 ore. Vabbè, certo 3 ore non possiamo fare. Vai regia, grazie, con un contributino sulla cavalcata di Sardegna Dies. Grazie anche a Sardegna Dies. Una festa che richiama dei valori, ma soprattutto una festa che riporta i sassaresi a stare molto uniti, una festa di turismi, una festa di turisti, perché non c'è un solo sassarese. Quindi dai turismi che dico io dobbiamo ripartire, dobbiamo credere in questa forma di economia. Io credo che il prossimo anno, con l'aiuto ovviamente di chi organizza in modo professionale, l'amministrazione comunale, ma soprattutto anche la regione, faremo di più, faremo qualcosa di più. Dobbiamo credere nelle forme dei vari turismi. E comunque faccio i miei complimenti a tutti, perché oggi con soddisfazione e anche sono onorato personalmente di essere stato invitato a questa bellissima festa. Mi ha impressionato molto il passaggio delle donne tutte insieme, un messaggio forte, non solo a dire no alla violenza sulle donne, ma anche un messaggio di emancipazione veramente toccante. Vedere tutte le persone che sono alzate a applaudire questo momento vuol dire che è un segno di maturità. Ma è stata un'edizione davvero esaltante e anche emozionante, soprattutto con le 70 donne che hanno sfilato a chiusura, che hanno dimostrato quanto sia importante il ruolo della donna nel garantire una continuità, nel garantire la cura, così come abbiamo visto, insomma, di tutti gli aspetti che riguardano la tradizione e l'identità sarda, ma soprattutto un grande significato di liberazione. La cavalcata di per sé è di genere femminile e non poteva che essere così a celebrare questi 70 anni. Per quanto ci riguarda, come città abbiamo dato prova di essere una città
che sa reggere grandi eventi come questo, che apre la stagione turistica, e quindi spero davvero che ci siano ulteriori miglioramenti come abbiamo dimostrato in questa edizione. Penso anche all'ospitalità dei turisti nelle tribune adeguate appunto all'evento. Hai visto Fabio? Io ho visto Piazza Italia quasi irriconoscibile, tutta addobbata, con le tribune. Diciamo che ormai negli anni anche questo è diventato un evento particolarmente organizzato, quindi tempo permettendo, perché ricordo un'edizione che è stata interrotta dopo mezz'ora per una pioggia scrosciante, ma altrimenti negli anni c'è sempre una perfetta organizzazione, quindi insomma il colpo d'occhio, le luci, i colori, il movimento, è sempre tutto perfettamente organizzato. Ne stavamo parlando fuori onda, penso che in Italia non esista un evento del genere, stavamo parlando un pochino di Sant'Efisio, ma sì, con queste... credo che questi numeri li abbiamo solamente qua in Sardegna. In Sardegna, quando non si parla d'Italia, non so in Europa se c'è qualcosa, adesso non sono così esperto, non so se tu lo sei così esperto anche a livello mondiale. Diciamo una cosa, la Sardegna, l'Italia in generale, ma la Sardegna è un esempio incredibile di diversità facendo 20 km, 30 km. Certo. Cioè due paesi che stanno praticamente a fianco l'uno con l'altra, portano avanti tradizioni molto diverse, e poterli vedere tutti insieme, almeno poter vedere 60-70 tutti insieme in una mattinata, questo credo che avvenga solo in Sardegna. Fantastico, benissimo. Senti, continuiamo con questi eventi perché ce ne sono altri, guarda, te li volevo far vedere subito. Abbiamo Primavera nel cuore della Sardegna, questa grande kermesse itinerante all'insegna del buon cibo sempre, Eccola, caro è Fabio, cultura e tradizione ovviamente, è questa kermesse che gira un po' tutti i paesi della Sardegna e sarà dal 25 al 26 maggio a Sindia, ho detto giusto? Hai visto che con gli accenti? Quindi è un altro evento veramente importante. Qua si vedono, ecco, quelle cose che stavamo dicendo, che stavi dicendo, queste diversità, perché avremo sicuramente dell'ottimo cibo, insomma, delle tradizioni del posto. Vedo qua anche dalla foto che ho scaricato i costumi, gli abiti tradizionali di questo paese, insomma, quindi... Poi diciamo che sono cose che vengono più o meno sempre organizzate nei punti focali dei centri dove vengono, quindi insomma in genere ci sono i monumenti migliori, c'è la possibilità di visitare il centro e visitare tutti i posti dove ci sono i prodotti artigianali. Assolutamente. Sono delle vetrine importanti. E guarda, e poi passiamo a un altro grande evento, questo è proprio conosciuto, il Sulcis Iglesiente espone dal 25 al 26 maggio a Carbonia, è una vetrina sulle eccellenze del sud-ovest Sardegna, ma anche di tutta l'isola, con oltre 280 espositori, musica, folklore e concerti. C'è un programma che è veramente incredibile. Io vi consiglio agli amici che ci stanno seguendo di andare a visitare la pagina Facebook del Sulcis Iglesiente Espone, perché c'è già tutto un programma dettagliato, sono stati perfetti proprio a pubblicare il programma, e ci sono degli eventi incredibili legati anche qua, sempre dal cibo al folklore. Sei mai stato a questa manifestazione? Molto bella, veramente. No. Ho visitato il Sulcis Iglesiente diverse volte per altri motivi, ma ci devi questa andare, mi manca. Ci andrai, 25-26 andare. maggio, ci vai, lo diciamo agli amici se non mi danno da di lavorare. Carbone, se non gli danno da lavorare, Fabio, proprio legato a questo grande evento, ci saranno dei concerti molto importanti, e guarda un po' chi ci fa e vi fa a tutti voi l'invito per andare a Carbonia il 25 e il 26 maggio. Guarda sempre lì nello schermetto lì. Ciao! Vi aspetto sabato 25 maggio 2019, ore 21:30 a Carbonia, all'anfiteatro di Piazza Marmilla, per il grande evento e la grande fiera del Sulcis. Vi aspetto, sabato 25 maggio, ore 21:30, anfiteatro di Piazza Marmilla. Ciao, aiuto!
Il grande Tullio D'Episcopo. Ho avuto possibilità di ascoltarlo tanti anni fa quando fece il supergruppo con Pino Daniele, James Mi Senese. ricordo, bellissimo, fantastico, veramente. Ma lui come, senti, in ambito sportivo, lui cosa può essere? Lo so che non è tanto il Ronaldo delle percussioni. Lui è a prescindere un bomber, perché comunque un ha bomber. nonostante quella zaccata non sia lì, più un ragazzino, ha quella carica interna che trasforma tutto quello che veramente, lo circonda. veramente grande Tullio D'Episcopo. Va bene, dai, con un invito così non puoi che non andare. Ma infatti a questo punto mi sento obbligato. Senti Fabio, io ti ringrazio per questo tuo intervento, siamo quasi alla fine. Volevo, permettimi ancora di dire a tutti gli amici che sono qua vicini a Sassari e non della Sardegna di andare al Pala Sant'Oru. Da domani ci saranno le donne per questo grande evento, il 24esimo torneo internazionale di lotta olimpica città di Sassari, valevole per le Ranking Series. Domani ci sono delle atlete formidabili, la Vieb, la Matson, andate anche a cercare se non siete tanto degli esperti e vedere che cosa hanno fatto alle Olimpiadi, ai campionati del mondo queste atlete qui. Domani le donne, poi sabato il nostro grandissimo Frank Chamizzo, inizierà dal mattino gli incontri preliminari e poi speriamo nelle finali del pomeriggio. Quindi grandissimo appuntamento al Pala Sant'Oru, invitiamo tutti, so che tu ci verrai se non vai al Sulcis Iglesiente Espone dopo l'invito di Tullio. Dovrò barcamenarmi fra un evento e l'altro. E poi volevo annunciare il prossimo ospite di giovedì prossimo, che tra l'altro volevo giusto annunciarlo così, ma visto che è un tuo amico, Gabriele Masala, volevo farlo con te. Sì, con Gabriele ci conosciamo per questioni personali da tanto tempo, lo seguo da sempre, diciamo, nella sua attività canora e devo dire che in questi anni insomma, ha acquistato sempre più personalità, ormai è una persona che riesce a dire delle cose importanti attraverso i suoi dischi. Assolutamente, e noi lo racconteremo, si racconterà Gabriele giovedì prossimo, sempre qua in diretta dal centro commerciale Corte Santa Maria alle 18:30 spaccate. E intanto vi faccio vedere una cosa sempre legato a Gabriele, che verrà qua giovedì, però martedì 28 maggio ricordo a tutti che ci sarà la presentazione a Teatro Verdi qui a Sassari del suo ultimo album Il Re è nudo, che poi gli chiederemo questo re perché è nudo, insomma. Qualche idea ce la faccia, tu te la sei fatta? Io un'idea me la sono fatta, ma siamo in diretta, non posso. Quindi, ok Fabio, possiamo finirla qui allora, dai. Sì, okay, cosa dice di essere intervenuto, Grazie, insomma, diciamo che secondo me state facendo un servizio particolarmente interessante, che è quello di offrire degli spunti perché si deve organizzare il fine settimana. Grazie mille, Credo io voglio che mancasse una cosa del genere. Grazie, io voglio salutare te, voglio salutare anche tutti i tuoi collaboratori della Nuova Sardegna, il periodico, scusa, il quotidiano. Io sono abituato a quei periodici perché ho una carriera nei periodici. Tu solo. Ok, quindi grazie. Ne ho diretti 4. Benissimo, adesso poi fuori onda ne parleremo e vi faremo sapere. Dai, noi ci vediamo giovedì prossimo qui da Corte Santa Maria con Gabriele Masala. Grazie a tutti, a giovedì. Ciao! Partire all'avventura. Sì, ma quale? Partire seguendo i sogni ideale. Tagliare i ponti, trovare nuovi orizzonti. Partire per un giorno o non far più ritorno. Andar via da casa, non lasciare traccia. E se Felix è stanco della città, lascialo correre in libertà. Se il comfort è totale, ogni avventura ci fa stare bene. Nuova gamma SUV Citroën C3 e C5 Aircross. Citroën. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.